Si è chiusa ieri sera al Circolo Ricreativo Culturale Utopia di Abano Terme nel Padovano la 6ª edizione di Chinocchio, il workshop dedicato alla promozione e produzione del cinema indipendente. Quest'anno Chinocchio ha unito le forze con l'associazione culturale Alt Rock Café di Abano Terme, proponendo come tema l'integrazione declinata nelle sue varie sfumature, dal disabile allo straniero, dall'omosessuale fino al concetto di diverso rispetto al proprio sguardo personale. Tra gli obiettivi del progetto anche quello di scoprire alcuni tra i futuri giovani talenti del cinema, italiani di prima e seconda generazione, per dare voce con il mezzo del cinema a chi cerca spazio per esprimere e raccontare il mondo da una nuova prospettiva. L'integrazione non fa notizia, ecco il titolo dell'edizione di Chinocchio 2013, un tema che i partecipanti hanno affrontato in una settimana di lavoro intensivo a fianco di sceneggiatori, registi e maestranze affermate del cinema italiano. Una edizione che, sostenuta quest'anno anche dalla Fondazione Cariparo, amplia il respiro portando nomi nazionali e internazionali come Giorgio Diritti, il regista di Un giorno devi andare, e Wu Ming Due, scrittore del collettivo bolognese. Vari gli incontri e workshop disseminati nel Veneto, da Valdobbiadene con il regista Gianfranco Pannone per il documentario e a Venezia con il cameraman inglese Philip Bloom. Chinocchio è un progetto culturale ideato e diretto da Marco Fantacuzzi, che dal 2008 propone workshop per giovani emergenti o semplici appassionati interessati ad apprendere, creare, immaginare, realizzare lavori di fiction o documentari a livello professionale, lavorando con alcuni dei migliori protagonisti dell'ambito cinematografico italiano e con il supporto tecnico di una struttura di giovani professionisti del mestiere.